Timore c'è sempre, sempre, sicuramente sempre. È il momento storico nel quale le religioni si differenziano anche per questioni di civiltà. Ecco uno degli obiettivi sensibili a nord-est, potenziali luoghi da colpire per i terroristi. È la Basilica del Santo a Padova, riferimento per la cristianità mondiale, dove in queste ore si notano stazionare pattuglie di polizia municipale e Digos, mentre polizia e carabinieri compiono ripetuti passaggi. Aumenta l'attenzione anche a Venezia, naturalmente a Piazza San Marco, attorno alle caserme americane, quella Ederle di Vicenza in particolare, ai consolati e addirittura alle redazioni di giornali, televisioni e radio, specie a Belluno, da dove sono partiti almeno 2 jihadisti residenti in provincia e probabilmente finiti a combattere in Siria. Gli obiettivi aggiunti sono quelli extra istituzionali, ecco, si faceva riferimento agli organi di stampa essenzialmente e ai luoghi dove si concentra maggiormente le persone, quindi si può pensare alla stazione ferroviaria. In totale sono circa 100 gli obiettivi giudicati sensibili in Veneto. Per la Basilica del Santo non si tratta certo della prima volta. L'ultimo allarme risale all'ottobre scorso, quando un funzionario dei servizi segreti del Marocco aveva rivelato la possibile esistenza di una cellula jihadista che aveva progettato un attacco alla Basilica. Tra residenti e pellegrini non mancano il timore e la consapevolezza del potenziale pericolo. Penso di sì, magari non in questi giorni, però di sicuro, insomma, penso sia un monumento simbolo. Tutto ciò questo che rappresenta l'Occidente e rappresenta la religione cattolica cristiana può essere sicuramente per loro un obiettivo. Intanto anche l'amministrazione comunale è in contatto con le forze dell'ordine per mantenere alto il livello di attenzione sui luoghi sensibili. Padova è ovviamente in una posizione molto delicata perché è una città dove c'è il santo, Santa Giustina.